Presi al volo Mirko e Gabriele Mancin, presidente e vicepresidente della Project Star Volley, e naturalmente allora adesso facciamo un sacco di domande di questa compagine straordinaria che sta mietendo successi su successi. Allora presidente, successi di quest'anno 2021. Sì, in questa stagione che ormai definiamo strana, nel senso che è stata molto concentrata in questi ultimi 2 mesi. Quest'anno avevamo praticamente 4 squadre, un under 17, 2 under 19, e abbiamo partecipato alla Coppa Nazionale di Divisione Femminile. Abbiamo vinto con questa squadra la Coppa Territoriale della provincia di Rovigo, quindi siamo campioni territoriali. Abbiamo passato la prima fase delle qualificazioni a livello regionale, infatti domenica scorsa abbiamo vinto ad Abano Terme con il Leali, e domenica ci giochiamo le semifinali regionali a Mussolente in provincia di Vicenza. Ecco, decisamente terra di pallavolisti, il Polesine. Perché secondo lei? Ma diciamo che fortunatamente o sfortunatamente, secondo i punti di vista, è una terra che dedica forse poco all'ambito femminile a livello di sport, nel senso che oltre alla pallavolo, certo, sono nati nel tempo anche le squadre di calcio, come ricordo Portotolle che aveva una squadra di calcio femminile, e anche Scardovari, ma sostanzialmente per una ragazza che vuole fare sport non ci sono molte alternative, a parte magari il nuoto o il ballo o quant'altro, quindi le società del Delta secondo me sono molto brave a tenere a sollevare questo sport e ad andare soprattutto nelle scuole ad attirare nuove leve ogni anno, e quindi c'è un lavoro di base che è fatto molto sistematico nelle varie scuole in tutto il Delta del Po. Ecco, nel vostro vivaio ci sono delle eccellenze o nasceranno eccellenze secondo lei, non facendo naturalmente nomi? Non facendo nomi, abbiamo già avuto delle eccellenze che ancora fortunatamente giocano con noi, che hanno giocato in campionati importanti anche nella provincia di Padova. Abbiamo avuto ragazze che hanno fatto la selezione, che hanno partecipato alle selezioni provinciali e che hanno fatto anche la sua bella figura a livello regionale nelle varie selezioni giovanili. Per quanto riguarda l'età più oltre, diciamo, le giovanili, quindi oltre i 18 anni, ricordo con piacere, e Gabriele ne è stato un fiero rappresentante, l'LP di Portoviro, che ha partecipato a una categoria regionale in Serie C, e quindi è stato per noi del Delta del Po il massimo prima della nostra squadra, prima del Project, che quest'anno per il 3° anno partecipa al campionato di Serie D regionale. Ecco, l'ultima domanda, la pallavolo resiste da molti anni in Polesine, non ha avuto fuochi di paglia come altri sport che hanno naturalmente portato dei grandi atleti, però dopo si sono arenate. Il segreto? No, siamo a Taglio di Po, ricordo con piacere la Virtus Taglio di Po, che dal 63 è una società che ogni anno partecipa ai campionati, ogni anno ha le sue squadre giovanili. Ricordo il massimo, diciamo che il massimo rappresentante di Taglio di Po, che è il compianto Vigor Bovolenta, e quindi le eccellenze, delle ultra eccellenze possiamo definirle, le abbiamo sempre avute. Credo che noi, chi è nel mondo della pallavolo, faccia un lavoro molto certosino, e è questo che paga, perché ci sono anni che abbiamo magari poche atlete e anni dopo che abbiamo molte atlete tesserate e iscritte che partecipano ai vari campionati. Di buono che sta venendo avanti in questi ultimi anni è il discorso beach, perché ormai le attività non si fermano in palestra a maggio come era il classico, ma continuano mediamente almeno fino a agosto nelle spiagge o nei campi di beach che abbiamo qui intorno. Infatti do una notizia che è comunque riportata sui giornali: sabato ci sarà il campionato regionale maschile e femminile giovanile a Rosolina, e quindi molte coppie delle squadre Scardovari Volley, Project e compagnia parteciperanno a questa tappa importante che è regionale. Ecco, un'ultima cosa, siamo a Taglio di Po, c'è una palestra intitolata a lui. Luciano Zanella quanto ha contribuito secondo lei a questa esplosione della pallavolo? Beh, diciamo che è stato, non dico lo stratega principale, sicuramente è stato il coach, il mister che ha portato la Virtus a livello nazionale, visto che hanno vinto il campionato nazionale. Noi l'abbiamo avuto in palestra anche come Scardovari e
e come project a partecipare a vedere le partite, e quindi abbiamo tenuto i contatti con lui finché lui ha potuto e finché è venuto in palestra. Un ricordo dello Scardovari Volley: noi abbiamo comunque il figlio Andrea Zanella in palestra a allenare le piccole, e per noi è molto importante perché molte cose del professor Zanella le ha riportate, le ha anche il figlio, e tenta di riproporle alle ragazze, le nuove leve.